Consueto appuntamento con diritti negati, chiaramente saremo qui in diretta per parlare insieme a voi. Lo ricordo, questo è uno spazio aperto al contributo di tutti i cittadini. Speriamo anche oggi di darvi dei consigli utili insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato con la mascherina, chiaramente. Sempre rigorosamente, ecco, protetti e distanziati. Ecco, Certo, questo ricordiamolo sempre. ricordiamolo sempre perché chiaramente ci sono delle notizie migliori sul fronte dei contagi, però chiaramente non bisogna mai abbassare la guardia. Noi comunque abbiamo la distanza, siamo distanziati, ma vedo già pronta Mariella Ippolito con File. Bentornata, bentornata anche lei. Io non la sento, vediamo di risolvere il problema dell'audio con la dottoressa Ippolito. Chiedo chiaramente ai nostri tecnici, adesso risolveremo questo problema di audio. Ecco, vedo anche Cristian Scalmazzi con Fimitalia, bentornato. Buonasera. Eccoci, tutto bene, sì, abbiamo delle novità per i nostri telespettatori per quanto riguarda appunto gli aiuti, no? Anche da parte della Regione. Parlavamo insomma nelle scorse settimane queste domande, 43.000 domande che sono state presentate, la copertura finanziaria c'è, ma sta arrivando qualcosa? No, ancora non sta arrivando nulla. Il giorno 3 dicembre è stata nominata la commissione di Fincalabra che si deve occupare dell'istruttoria e della gestione delle domande per stilare l'elenco dei beneficiari che andranno in pagamento. Si presume che il tutto dovrebbe avvenire entro la prossima settimana. Quindi bisognerà aspettare un po'. Sì, bisogna avere un pochino di pazienza. Poi le tempistiche, essendo diverse le domande, sicuramente qualche operazione verrà erogata tra le feste natalizie e l'inizio del nuovo anno. Quindi queste 43.000 domande, insomma, dovrebbero essere tutte, no, accettate, anche perché i fondi Vengono ci tutte, sono. Sì. vengono tutte accettate perché sì, come dice lei, ci sono i fondi disponibili. L'unica motivazione che ci potrebbe essere è se c'è qualche difformità o irregolarità nella compilazione della domanda nei famosi codici Ateco come attività principali iscritti in Camera di Commercio che sono stati individuati dalla Regione per dare questi ulteriori ristori alle imprese. Quindi insomma vedremo quindi fra la prossima settimana, no, se ci saranno i primi pagamenti, perché insomma sono delle somme, 1.500 euro, giusto? È così? Giusto? Ecco, quindi sono delle somme importanti per tante persone che in questo periodo di pandemia hanno visto diminuire, no, i loro ricavi. C'è gente insomma che non lavora da mesi, avvocato. È rimasta senza reddito, parliamo sia dei commercianti sia dei lavoratori autonomi, che praticamente o chi faceva prima della pandemia, faceva lavori occasionali, praticamente è rimasta senza lavoro, per cui più che altro è andare ad assistere queste persone che praticamente non hanno veramente reddito alimentare. A tal proposito voglio ricordare che sono partiti i cosiddetti buoni spesa da parte di tutti i comuni d'Italia. È una buona iniziativa, soprattutto la Regione Umbria, ma spero che si estenda anche al resto d'Italia, che i buoni spesa sono spendibili anche per pagare le utenze. Questo per quale motivo? Che coloro che non rientrano in nessuna forma di diciamo ristoro, perché hanno delle posizioni che prima del Covid assicuravano diciamo, un tenore di vita e adesso non hanno nessuna forma di ristoro. Praticamente il problema delle utenze è che come nel primo lockdown, quindi a marzo 2020, anche oggi le utenze purtroppo non si bloccano, per cui indipendentemente dalla crisi economica, se non vengono pagate le fatture acqua, luce, telefono, gas, praticamente
vengono staccate, per cui quello è un problema serio, per cui c'è già questa iniziativa per quanto riguarda che sono spendibili, no, indipendentemente dal buono spesa, anche per pagare. Solo in Umbria al momento, Per il quindi. momento solamente in Umbria, però spero che tutti i comuni d'Italia si stanno attrezzando, come lo hanno già fatto nella prima ondata, praticamente di dare questi buoni spesa alle nuclei familiari che avevano particolari necessità economiche. Spero che si estenda questo. Certo, anche perché se salta il pagamento anche di una sola bolletta, abbiamo ricevuto anche delle segnalazioni da parte di famiglie, di utenti che hanno avuto il distacco anche per una bolletta Sì, saltata. ma comunque anche il depotenziamento equivale al distacco, perché praticamente soprattutto siamo già nella stagione fredda. Il distacco significa che non si può accendere nessun elemento che possa dare calore, per cui diciamo che riscaldarsi, comunicare, illuminarsi, diciamo, dovrebbero essere dei diritti costituzionalmente garantiti. Ci stiamo accorgendo che così non sono, per cui Certo. ancora una volta ci sono i cittadini di serie E e di serie B, cioè questi sono i problemi concreti. Prima di affrontare il vaccino, che ci vaccineremo a fine anno 2021, e quindi discussione Vax, no Vax, eccetera, eccetera, non so se la gente resiste fino a quella data, ma muore di fame. Certo, perché Ecco. insomma i problemi purtroppo sono quotidiani, no? Sì, Cioè, sono quotidiani, arrivano tantissime telefonate per chiedere dove possono andare diciamo, aiuto economico, alimentare. Noi abbiamo le varie associazioni, i punti dove si può andare, ecco, le persone che hanno bisogno, proprio bisogno alimentare, però naturalmente non riusciamo nemmeno a evadere tutte queste Certo. richieste, perché non sappiamo nemmeno Certo. dove, ecco, il C'è punto anche di però riferimento. una Ecco. bella rete di solidarietà, ne parliamo tra poco. Non so se abbiamo una telefonata, pronto? No, non c'è la telefonata, no, dicevo, si è venuta a creare questa rete di solidarietà, no? Ci sono molte associazioni anche in Calabria che danno un aiuto alimentare, ecco, perché qua si parla di persone che non hanno i soldi proprio per comprarsi il pane, per comprarsi da mangiare, quindi non va in vacanza, insomma, la solidarietà. Il Covid anzi ha fatto venire fuori anche delle belle, no? Delle belle storie di solidarietà tra persone. Questi Sì, anche... ma lo sto vedendo perché, a parte le persone, quindi ringrazio tutti i telespettatori, anche noi come Codacons, privati cittadini stanno portando vestiario da portare, diciamo, dove ci sono minori abbandonati e quant'altro, che stanno portando capi di vestiario nuovi, perché noi imponiamo che siano di poco prezzo, però dignitosi, nuovi, quindi imbustati nuovi, e quindi stiamo vedendo che le persone che naturalmente possono, naturalmente ci stanno portando questi pacchi con soprattutto vestiario, perché poi non siamo attrezzati noi come associazione per Certo. distribuire altro, però c'è questa rete di solidarietà, per fortuna. Per fortuna. Esigiamo naturalmente che sia tutta, ecco, capi di vestiario nuovi, quindi imbustati nuovi col cartellino, in modo che quelli possono essere di regalo e di ristoro, Certo. diciamo, per nuclei familiari o centri dove appunto aiutano, diciamo, minori abbandonati oppure con situazioni un po' tragiche, Certo. eccetera, eccetera, diciamo, ad avere, ecco, anche per questo clima natalizio. Insomma, Beh, è ecco. importante. Abbiamo la telefonata adesso, pronto? 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 Eccoci, da dove ci chiama? Da Cogliano Rossano? Benvenuto intanto, prego. Se intanto può abbassare però il volume del televisore. Allora, vorrei fare una domanda all'avvocato. Sì, ma abbassa prima il volume del televisore e ci ascolta attraverso la cornetta. È una richiesta che faccio sempre, altrimenti ci viene difficile, no, Sì. a capire quello che si va a dire, ecco, poi non riusciamo a comunicare. Allora, faccio la domanda all'avvocato. Allora, avvocato, buonasera. Buonasera. Allora, io ho mia moglie che ha l'immunità civile al 100%. Perfetto. Ho fatto la richiesta per l'incremento, per l'aumento che è dato ad agosto con la circolare 107,
ancora non mi è stato riconosciuto l'aumento. Non vi è Ancora pervenuto, oggi, non vi è pervenuto o vi è stato un rigetto? Perché è in automatico, chi già percepisce l'indennità in quanto invalido al 100% è un automatismo di legge che quindi viene erogato da novembre e dicembre, quindi anche in questo mese di dicembre dovete aspettare perché l'INPS eroga novembre e dicembre, novembre è passato per cui il mese di dicembre ed è un automatismo, chi già percepiva l'indennità di 290, una cosa del genere era, praticamente se la vedrà riconosciuta con gli arretrati da luglio 2020. Per cui se questa è la vostra situazione, quindi aspettate questo mese di dicembre. Se poi c'è qualche altro problema, insomma poi... Bisogna vedere. no, io ho fatto anche Sì, ha fatto anche? la ricostruzione reddituale, dove mi è stata accolta prima del pagamento di novembre. Perfetto. Quindi bisogna avere un po' di pazienza, perché se rientrano con il reddito, eccetera, eccetera, quindi è questione insomma di giorni, di settimane. Ma ricordiamo che la coppia, quindi di conviventi, praticamente poi il reddito era 14.000, per cui siamo molto alti. Se rientra in sì, questa si è griglia fatto la reddituale. si è fatto la ricostruzione magari proprio perché se ha fatto la ricostruzione del reddito perché c'era motivo, no, di andare a verificare, per cui magari si è perso un po' di tempo per questo. Però Quindi dovrebbero arrivare, nel mese di dicembre, ecco. Quindi Nel un mese di po' dicembre. bisogna avere un po' di pazienza, se rientra, se ha tutti i requisiti, insomma, arrivano in automatico, insomma, questi soldi, va bene? Non so se voleva chiedere qualcos'altro. E poi un'altra cosa volevo chiedere all'avvocato. Mia moglie percepiva la 2,22 di pensione Sì, contributiva, sì. dove poi è stata fatta una revisione straordinaria. Sì? Ancora in linea? No, abbiamo un problema forse Sarà caduta la linea. È Poi... caduta la linea, allora, non so se... Sicuramente poi bisogna andare a vedere perché, come abbiamo ricordato, non è questo aumento staccato del tutto dalla situazione reddituale che ha il soggetto beneficiario, perché ricordiamo che non stiamo parlando dell'indennità di accompagnamento che è indipendente dal reddito, tutte le altre prestazioni risentono del reddito del nucleo familiare e in tale reddito del nucleo familiare tutti diciamo, gli emolumenti che sono dati. Mi sembra che la signora avrà versato in un periodo della vita lavorativa naturalmente dei contributi, per cui quei contributi gli hanno consentito di avere questa piccola pensione. Tutto poi va calcolato ai fini di vedere i limiti di reddito del nucleo familiare. Certo, non so se abbiamo un'altra telefonata, avvocato. Pronto? 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 Sì, da dove ci chiama? Pronto? Abbiamo un po' di problemi oggi. Il maltempo che colpisce le linee telefoniche. Vediamo se abbiamo la telefonata. Pronto? Niente, è caduta la linea. Intanto io volevo salutare Mariella e Ippolito. Io spero che siamo riusciti a risolvere i problemi di audio. Eccoci, ci sente lei? Io vi sento benissimo. Adesso anche noi la sentiamo. Durante questo periodo, no, di crisi economica determinata dalla pandemia, so che le donne sono state particolarmente colpite, dottoressa Ippolito. C'è stata una riduzione notevole, no, dell'occupazione. Esattamente. La riduzione c'è stata sia per quanto
quanto riguarda l'avvio di imprese femminili, sia per quanto riguarda il numero degli occupati femminili, perché parliamo di 480.000 donne occupate in meno e di circa un calo del 40% per l'avvio di imprese rosa, per cui ha impattato molto sull'avvio delle imprese femminili. Infatti, con l'arrivo del nuovo anno dovrebbero essere previste forme di finanziamento a tasso zero per l'avvio di imprese rosa e addirittura anche fondi perduto, quindi dovrebbe prospettarsi questo tipo di situazione per le donne. Quindi insomma speriamo che quello che al momento sono dati poi